L'Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Vittorio Veneto si è messo in ascolto delle situazioni dolorose, difficili, di sposi separati, divorziati, che attraversano un momento difficile della loro esistenza e una prova anche per la loro personale fede. Sposi in situazione irregolare, recitava il titolo del convegno, anche se il termine non rappresenta la volontà di accoglienza e comprensione che la Chiesa sta esprimendo per queste persone, come ha spiegato Monsignore Enrico Solmi, presidente della Commissione Episcopale Famiglia e Vita della CEI. Irregolare non è un giudizio morale sulla persona, è una fotografia di una situazione matrimoniale che non è oggettivamente conforme a quanto troviamo nel Vangelo. Quindi un grande rispetto, una grande cura, una grande attenzione. Prima di tutto dire che sono Chiesa come lo siamo noi. Pertanto sono nella Chiesa membri, diciamo, in difficoltà, che certamente possono ricevere ma anche dare tanto. Quindi la comunità cristiana proprio nella normalità deve essere attenta a loro, come lo fu il Signore quando entrò nella casa di Pietro e subito si accostò alla suocera di Pietro che era inferma, che era ammalata. Ci deve essere quindi questa attenzione di accoglienza e di camminare insieme. Quindi un sostegno che poi deve diventare sempre più strutturale, anche nelle pastorali locali, ecco, ad accogliere e a camminare insieme a queste coppie, a queste famiglie che sono sempre più allargate, dove ci sono bambini che devono affrontare queste trasformazioni anche. Certamente, qui ci troviamo davanti a, come dico, a persone che vivono le nostre comunità. Pertanto la famiglia che si ricompone, la famiglia che si lacera, è una famiglia che ha al suo interno tutte le generazioni, i nonni che spesso hanno un ruolo molto importante, i genitori, i figli. Pertanto la Chiesa li accoglie, sono membro della Chiesa. Ecco allora che accanto alla pastorale familiare, che deve essere un po' la portabandiera di questa attenzione, c'è la vita normale delle parrocchie, quindi la catechesi, attenta a questi ragazzi, questi bambini e pertanto attenta anche al mondo che è attorno a loro. E poi le associazioni sportive, ad esempio, possono dare tanto nell'essere prossimi a queste situazioni. E poi tutti i generi delle pastorali devono avere come costante e normale attenzione la situazione di queste nostre sorelle, di questi nostri fratelli. Don Pierpaolo, con questo convegno è chiara l'intenzione della pastorale familiare della diocesi di aprire anche un dialogo su queste situazioni difficili, dolorose, che però sono anche in aumento, bisogna dirlo. Si segna una tappa del cammino di discernimento che la nostra diocesi sta facendo non solo come commissione di pastorale familiare, ma la diocesi nel suo insieme di attenzione, di vicinanza alle famiglie che vivono la sofferenza di rapporti lacerati, ecco, ferite al proprio interno. Sappiamo che queste sono quelle più dolorose, ecco, in assoluto. Gli obiettivi sono essenzialmente tre. Il primo è quello di maturare, il primo obiettivo è maturare uno stile pastorale, ecco, di accoglienza, di ascolto, di vicinanza, ecco, con le singole persone, le singole famiglie. Un secondo obiettivo che ci poniamo è quello di rendere gli sposi che vivono queste ferite protagonisti anche del loro cammino, non solo oggetto di cure ma anche soggetto del loro percorso di crescita ecclesiale, di partecipazione ecclesiale. E poi anche un terzo obiettivo è ripensare un accompagnamento più ampio che parte dai giovani, il percorso per quanti si preparano al matrimonio cristiano, giovani coppie, famiglie con bambini. Ecco. Questo convegno con Monsignor Solmi entra dentro ed è un punto forte e significativo del percorso diocesano che stiamo vivendo. Ecco, Don Pierpaolo, lei l'ha detto poco fa, un indirizzo e anche delle modalità pastorali anche nuove, perché è una pastorale che ovviamente si interroga, la vostra, sempre di più in questi ultimi decenni. Sì, l'intento, il passaggio in più che vorremmo fare insieme a Ubaldo e Brunella, un po' tutta la Commissione Famiglia, è proprio questo: non riservare solo ad alcuni momenti particolari, tipo consultori, momenti di preghiera o gruppi a sé stanti, ma far sì che tutta la pastorale
più ordinaria e normale delle nostre parrocchie, sia attenta e vicina, ecco, alle ferite delle famiglie. Pensiamo soprattutto alla catechesi, e so anche parroco, gran parte dei gruppi di della catechesi hanno bambini con genitori separati, divorziati, risposati, con nuova unione, con ferite anche molto grosse alle spalle. Quindi attrezzare un po' tutti gli operatori di pastorale a un atteggiamento e uno stile pastorale di vicinanza, di dialogo, accoglienza. Ecco. Ecco Ubaldo, l'abbiamo sentito anche con Don Pierpaolo, far sì che la pastorale per la famiglia si attrezzi, tra virgolette, anche per dei percorsi poi duraturi, per dei percorsi più strutturati, proprio per accogliere e per dialogare anche su queste situazioni. Certo, l'obiettivo è proprio quello di rendere ordinaria l'accoglienza di queste situazioni, quindi non solo i consultori o solo realtà specializzate, per così dire, ma attrezzare proprio la comunità cristiana al riconoscere e all'accogliere queste situazioni, ad accoglierle con uno stile appunto che è quello, vorremmo, della parabola di Emmaus, dei discepoli di Emmaus, in cui Gesù si accompagna a queste situazioni, quindi non un atteggiamento di giudizio, come dire, di guaritori, ma proprio di accompagnarsi a loro. E questo richiede però un percorso di formazione e di sensibilizzazione anche delle persone. Ecco, quindi l'obiettivo di questo incontro è proprio quello di avviare questo percorso di riflessione, anche di interrogarsi all'interno delle comunità sul che cosa fare. Ecco, sul cosa fare poi il futuro vedremo, è un percorso che inizia e quindi non abbiamo ancora delle realtà, per esempio, di gruppi a livello diocesani o così come in altre diocesi sono avviati. Però speriamo che questo incontrarci, questo riflettere su queste tematiche, sulle fatiche di queste famiglie, possa essere poi volano per avviare delle attività pastorali concrete. Certo. Ecco. Anche perché appunto anche Don Pierpaolo diceva, coppie separate, divorziate, famiglie allargate, dove spesso ci sono dei bambini che quindi devono affrontare questi cambiamenti, queste trasformazioni, le riscontrate anche voi, ecco, sono un dato di fatto. Sì, quotidiano direi. Questo c'è a livello della scuola, ma c'è ovviamente anche nelle attività delle parrocchie. Pensiamo a tutti i percorsi di iniziazione cristiana che si fanno con i bimbi che sono parte di famiglie molto spesso ferite in diverso modo e che quindi richiedono da parte degli operatori di pastorale in particolare, ma della comunità nel suo insieme, una disponibilità ad accogliere queste situazioni come parte della Chiesa, perché ricordiamoci che queste famiglie pur ferite sono parte della Chiesa, non sono fuori dalla Chiesa, e quindi l'atteggiamento che vorremmo in qualche modo far crescere nelle nostre comunità è proprio questo, di farli sentire parte della comunità, per poi avviare eventualmente un percorso insieme e poi vedremo in che modo, insomma. Dopo il convegno è stata inaugurata la sede di Pieve di Soligo del Centro di Consulenza Familiare Consultorio UCIPEM, uno spazio di accoglienza, ascolto e aiuto che si propone di affrontare i problemi in una visione integrale della persona, della coppia e della famiglia. Opererà in collaborazione con gli enti e le realtà che già si impegnano nella promozione umana, senza alcuna discriminazione ideologica, politica o religiosa. Il Centro di Pieve di Soligo è stato intitolato a Paola Breda. Don Giuseppe ci racconta la sua storia. Passando per la benedizione delle famiglie mi ha detto sì, è diversi anni che siamo sposati, non abbiamo bambini e abbiamo pregato insieme per questo dono. E poi, nata la prima bambina, dopo 2 anni viene proprio qui, mi trova qui accanto alla tomba del Toniolo e mi dice: sa Don Giuseppe, io sto aspettando il secondo bambino, però mi hanno diagnosticato un tumore e mi suggeriscono, ecco, di cominciare la chemioterapia e quindi con il rischio di perdere il bambino. Ma io non voglio, io ho chiesto sempre al Signore che mi dia il dono dei bambini e come posso rifiutarlo adesso? E allora abbiamo pregato insieme presso la tomba del Toniolo e lei ha preso la decisione, ecco, di tenere il bambino e di aspettare di fare la chemioterapia. È nato Nicola, bellissimo, ma dopo 1 anno è ritornata fuori la malattia e quindi ha fatto la chemioterapia ma poi è morta. E a lei dedichiamo questo consultorio perché consideriamo proprio che ha avuto anche la forza di andare avanti, forse grazie anche a questa intercessione del Toniolo.